Il nuovo centro diurno Piccola Resi è finalmente realtà. Dopo 3 anni e quasi 500.000 euro di investimento, nasce in via Marinotti a Vittorio Veneto una nuova struttura di quasi 200 metri quadrati, con cui l'associazione La Porta potrà portare avanti la sua missione di mantenimento, educazione e istruzione di minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alla crescita. Già attiva in una comunità residenziale a Sarmede, dove ospita a tempo pieno circa 20 bambini, l'associazione ora, grazie al nuovo centro di Vittorio Veneto, potrà offrire un nuovo servizio alle famiglie del territorio. Ora avremo anche la possibilità di avere bambini invece che vengono durante la giornata, ritornano a casa nelle proprie famiglie alla sera, e quindi questo è un nuovo servizio, di prevenzione al distacco definitivo dalla famiglia d'origine. Un'opera realizzata grazie al contributo di volontari, associazioni, fondazioni, semplici cittadini e aziende del territorio come Asco Trade, da sempre vicina all'associazione. Sono tantissimi i ringraziamenti che oggi noi facciamo. Naturalmente fra tutti c'è anche Asco Trade, che ci ha donato tutto l'allestimento di questa sala che vedete alle mie spalle, quindi tutti i mobili per un importo che va vicino ai 7.000 euro. Quindi un grazie speciale a questa azienda che ancora una volta si è dimostrata davvero vicina a noi, con la quale tra l'altro noi abbiamo contratti per tutte le utenze, e proprio il commercialista in questi giorni mi diceva che da quando sono arrivata, quindi in 3 anni dove ho cambiato parecchi contratti di utenza, quello specificatamente che abbiamo fatto con Asco Trade ha dato dei risparmi non indifferenti, e per noi è davvero importante. Per noi è una sorta di bilancio sociale, una regola non scritta in azienda, ma è un impegno che noi da 5 anni ci prendiamo con il territorio, restituiamo un po' la nostra ricchezza, e credo che questo sia una gran bella operazione per la comunità di Vittorio Veneto, ma anche per tutte le persone che sono in difficoltà, che frequentano questa associazione. Con il centro Piccola Resi si realizza un servizio essenziale per la comunità, commenta il sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon, che plaude all'impegno delle aziende come Asco Trade che lavorano per il territorio. Lavorano per il territorio, lavorano nel territorio e portano ricchezza al territorio. I frutti di questo lavoro possono essere, come in questo caso, anche devoluti per opere di bene, e credo che questa sia la vera funzione economica e sociale delle nostre aziende.